Casa on the road, ben ritrovati nei nostri studi. Continua il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio della Liguria, ma non solo, che hanno reso concreto quello che sono i temi dell'edilizia sostenibile e della sostenibilità ambientale attraverso le certificazioni che l'agenzia Casa Clima rilascia alle diverse realtà che portano avanti e rendono concreti appunto questi temi. Oggi parliamo della certificazione Welcome, quella che interessa in particolare le strutture ricettive, bed and breakfast, ma anche hotel. Saranno questi ultimi anche oggetto di una specifica certificazione, ne parleremo più avanti. Oggi ci concentriamo sul caso di Finale Ligure, un bed and breakfast, si chiama Cadelbuio, è stato recuperato attraverso un importante lavoro appunto di recupero edilizio. Protagonisti sono una coppia di coniugi, Paolo Bassetti e Rosa Barone, che hanno inventato comunque quello che è stata una scommessa per il loro futuro: recuperare un antico rudere del 400 addirittura, per restituirlo e adattarlo alle moderne tecnologie abitative, aprendo anche un bed and breakfast e ricevendo proprio la certificazione. Il nostro Fabrizio Boitano ci porta alla scoperta di questa realtà in questo primo reportage, una prima parte di reportage, lo vediamo insieme e poi andremo a commentare la certificazione appunto Welcome insieme alla responsabile dell'agenzia Casa Clima che si occupa appunto di questa certificazione. Ma vediamo intanto il reportage, la linea a Fabrizio Boitano. Siamo aperti alto, frazione di Finale Ligure, siamo venuti a trovare gli amici del Cadelbuio, Paolo e Rosa. Ciao, 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 grazie, grazie. Sono entrato e mi dava l'impressione di entrare in una grotta. Complimenti per questa struttura che è la prima in Liguria certificata, doppia certificazione Casa Clima, certificata Casa Clima R e certificata Welcome. Paolo e Rosa, ci raccontate un po' qual è che è stata l'idea iniziale e raccontare un po' la storia di questa casa qua. So che ci sono delle grotte qua vicino, il nome viene da queste grotte qua che ci sono, è un posto scenografico particolare, quindi ci raccontate un po' tutto quello che vi è passato nell'arco della vostra vita, nel senso le decisioni, quello che è stato il meccanismo che vi ha fatto cambiare vita e venire qua e renderlo anche ricettivo. Oltre che casa vostra avete voluto dividere questa emozione che ci sono in questa località qua. Hai usato un termine preciso proprio, secondo me è azzeccato. Noi ci siamo innamorati di questo posto. Io dico sempre che in realtà molti ci dicono oh, ma che bel posto, ma che casa, ma che struttura. Io spesso dico in realtà se noi abbiamo avuto un merito è stato quello di vederla, intuirne le potenzialità, però il vero merito ce l'hanno gli esseri umani che qualche secolo fa hanno costruito una meraviglia come questa, forse senza neanche sapere di averla costruita, e poi la natura che ci sta intorno, il paesaggio. Questo è un luogo magico che trasmette emozioni in qualche maniera, e oggettivamente quello che hai detto tu, il bello riteniamo che meriti di essere condiviso, e quindi il fatto di aver fatto in modo che casa nostra potesse diventare anche una struttura ricettiva ha anche questo tipo di fine: condividere la bellezza nella quale noi tutte le mattine ci meravigliamo di svegliarci anche con le altre persone. Qual è stato il meccanismo, cioè diciamo anche la difficoltà, perché a volte certificare sul nuovo è molto semplice, andare a certificare delle strutture antiche, ultracentenarie,
poi ci darai la data, e quindi non è così semplice e banale, quindi c'è una lavorazione, una progettazione dietro particolare, quindi c'è attenzione da parte di tutti i professionisti e degli artigiani che ci lavorano, perché non si deve assolutamente trascurare quello che è stata la casa del passato, però portare tecnologie nuove, quindi è stata veramente una mission particolare, ecco, quindi ci è voluto più tempistica e sono convinto però che vedendo i risultati com'è avete fatto un lavoro egregio. Vi devo fare i complimenti perché parlare di B&B si fa presto, però portare una struttura a questi livelli qua non è così semplice, quindi 10 lode perché siete stati bravi, capisco probabilmente i sacrifici perché conosco bene il cantiere io e quindi immagino tutta la trafila che c'è stata per arrivare qua, però le immagini poi danno veramente il giusto valore a questa struttura, a questo edificio e poi ciliegina sulla torta, la certificazione, cioè parlare di certificazione in Liguria penso che avete fatto veramente un fiore all'occhiello. Per noi è stato veramente un punto d'arrivo oggettivamente, considerando diciamo, il punto da cui invece eravamo partiti. Noi, sia io che Rosa, ci eravamo talmente innamorati della casa, della struttura così com'era, che in parte avevamo anche paura che potesse essere snaturata in qualche maniera. E quindi uno degli input che abbiamo condiviso con i progettisti tutti, ingegneri, architetti, era proprio quello di fare in modo che Cadelbuio potesse continuare ad essere Cadelbuio per tutti quelli che la conoscono, perché qui passa un sentiero che porta alle falesie d'arrampicata, ai percorsi di trekking di una delle zone più frequentate del Finalese e molti conoscono Cadelbuio, l'hanno vista nei decenni passati e noi volevamo che continuassero a vedere Cadelbuio, però è anche casa nostra. È una casa in cui volevamo fare ospitalità nel 2020 e rotti e quindi avevamo bisogno che la casa ci assomigliasse anche dal punto di vista dell'attenzione all'ambiente, dell'attenzione alla sostenibilità, dell'attenzione all'impatto che comunque le realtà umane, le attività umane hanno nei confronti dell'ambiente. Abbiamo trovato nella certificazione Casa Clima un ottimo strumento, esatto, un ottimo strumento. Al punto che forse non era tanto il bollino che ci interessava, nel senso che poi arrivare al bollino è bellissimo ed è ovviamente il coronamento appunto di un progetto, ma quello che a noi interessava era la sostanza e quindi avere un elemento che ci consentisse in maniera oggettiva di dare alla nostra vita e al lavoro che stavamo facendo il minore impatto possibile sull'ambiente e una performance in termini di uso della casa e di vita per le persone noi che ci abitiamo e le persone che ci fanno la gentilezza di essere nostri ospiti, di poter vivere in un ambiente salubre e al passo coi tempi. Rosa, negli anni 70 le persone andavano nelle grandi città. Tu sei nato in una città che è come Napoli, hai vissuto 20 anni a Genova, mi hai raccontato, e venire qua, e io quando sono arrivato, io vivo in campagna, ho capito subito che era veramente un'oasi, una zona felice che poteva dare veramente un futuro tranquillo a una famiglia. Questo mi ha dato subito questa impressione. La tua impressione da passare da città, cambiare vita e venire in questo posto meraviglioso dove il silenzio regna? Sì, in effetti è stato abbastanza è stato forte, grande il cambiamento, perché io sono nata a Napoli, ho vissuto 25 anni a Napoli, 20 a Genova, sono una cittadina, abituata da giovane a uscire, eccetera. Quando sono arrivata qua, in effetti vivere qua non è facile, subito ci devi abituare, però noi siamo arrivati che ero incinta, aspettavamo Cecilia, la nostra bimba, e allora l'idea è stata proprio portarla a vivere in un ambiente più idilliaco, più tranquillo, dove c'è il silenzio, la natura, a contatto proprio con la natura, con l'ambiente che ci circonda, cercare di impattare il meno possibile anche le nostre scelte future anche nei confronti di Cecilia, perché noi abbiamo vissuto dei begli anni nelle città, ma abbiamo capito che abbiamo fatto anche tanti errori e io
già all'università studiavo scienze ambientali, già ero in quest'ottica, quindi diciamo che parto un po' avvantaggiata perché il territorio mi ha sempre interessato e la città mi andava un po' stretta perché si facevano scelte sbagliate e ho capito poi, confrontando, ho capito che sì, è vero che il cambiamento è grande, però la qualità della vita quotidiana cambia, migliora. Poi puoi sempre andarci a fare le uscite, a girare il mondo, girare le città, visitarle, però qua vivi proprio a contatto con un ambiente che è tanto di storico, di naturale, ma anche di culturale. Cosa sapevi di Casa Clima? Casa Clima prima di progettarlo insieme a Paolo, di verità conoscevo pochissimo. Giusto delle situazioni di B&B in Trentino, però non conoscevo bene tutta la filosofia che c'era dietro. Io e Paolo, quando abbiamo cominciato a interagire, a studiare questa cosa, ho detto guarda Paolo, forse questo è un modo per rendere pratico il nostro sogno, perché noi, sì, ambientalisti, molto idealisti, tanti amici che ti dicevano ma cosa andate a fare? Guardate che è un'impresa, e in effetti è stata un'impresa, soprattutto quando abbiamo poi deciso di accorpare, di aggiungere Casa Clima allo studio che già avevamo progettato con gli altri architetti. È stato un modo di collaborare e di progettare, sicuramente che ci ha portato a fare anche tuo marito faticoso. Era aiutato dal fatto che il lavoro avvicinava alla certificazione. Esatto. E quindi è stato, non era uno scalino, era un qualcosa, una passeggiata che poi, logicamente, passeggiata, a volte sono in salita, sono in discesa, però poi si arriva a un fondo. L'importante è avere già questa mentalità di arrivare. Quindi non è niente facile perché una ristrutturazione è una ristrutturazione importante questa, però con, veramente, ripeto, con ottimi risultati. Però è stato mettere proprio il puntino sulle i, la certificazione ci ha reso pratico un progetto molto ideale. Quindi noi abbiamo fatto delle scelte del fotovoltaico, della cubentazione, del pavimento riscaldato, la VMC, tutta una serie di elementi che noi sapevamo che esistevano ma che non si facevano e adesso invece li abbiamo resi veri e li possiamo condividere. Chi viene nel nostro B&B ha piacere, secondo me, anche a vedere che si può fare, perché a volte si ha paura, anche noi avevamo paura, è una cosa troppo grande, e invece lo fai e vedi che quotidianamente poi le tue scelte possono combaciare con la realtà e dici e c'hai il certificato, dici guarda, lo facciamo veramente, non stiamo parlando, perché a volte si rischia di parlare solo. Paola, allora tu consiglieresti la certificazione in queste strutture, nelle strutture nuove, perché tu avete capito il beneficio con la VMC, il ricambio d'aria, seppure siamo in campagna, però andiamo a filtrare i pollini, andiamo a filtrare tutto quello che può dare fastidio agli ospiti e anche a voi soprattutto, perché il discorso della VMC è molto importante. Nel giugno scorso abbiamo fatto una giornata, è stato il giorno in cui, presente ovviamente l'architetto Paolo Lanfranconi e presente Casa Clima, c'è stato il giorno della visita ispettiva e della consegna del certificato e delle targhette. E in quell'occasione lì c'era un po' di ospiti anche e venne fuori il discorso del fatto che Cade il Buio era il primo B&B certificato Casa Clima della Liguria. Quello che però mi sentii di dire in quel momento lì era che io non speravo che noi non rimanessimo gli ultimi, però, nel senso che l'obiettivo è quello di essere sì i primi e siamo contenti, ma che dopo di noi ne possono arrivare degli altri, perché comunque se dal punto di vista dell'approccio alla costruzione e alla ristrutturazione c'è un approccio, come posso dire, legato non solo alla salubrità degli ambienti e quindi al miglior comfort di vita delle persone, ma anche agli aspetti che impattano sugli altri, quindi tutto ciò che sta intorno all'immobile, alla casa, e quindi gli aspetti ambientali, gli aspetti sociali, per noi è importante. Gli elementi sono stati tantissimi oggettivamente durante la progettazione per riuscire a portare poi la casa a certificazione Casa Clima. Io non me li ricordo più forse tutti quanti da mettere in fila, ma un po' le fatiche d'Ercole lo sono sembrate a ogni tappa e a ogni argomento. Io penso anche all'impresa che entrava in un mondo di lavorazioni diverse, con materiali diversi, perché dobbiamo considerare che Casa Clima comunque consiglia determinati prodotti
e a seconda dell'uso e della resa che devono avere sono selezionati, quindi c'è il professionista, il consulente che consiglia qual è il prodotto migliore e deve essere fatto con la posa tecnica che dice, la scheda tecnica che dice la casa che produce il materiale. Quindi sono super convinto che l'impresa all'inizio avrà arricciato il naso come tutte le imprese, ma poi con grande soddisfazione avrà capito veramente di aver fatto anche un risultato loro, oltre che voi committenti, perché si entra a conoscere materiali nuovi dove funzionano, perché poi diciamo la realtà che devono funzionare, e quindi penso che siamo messi tutti in gioco, noi, l'impresa, architetti, è stato un bel gioco di ruoli, imparare tantissimo, perché sì, conoscevamo, però veramente studiare su nuovi materiali, poi anche la fine del lavoro che diceva Paolo, quando abbiamo fatto il test eravamo ancora lì che eravamo emozionati, dicevamo qua funziona. Poi sì, dobbiamo ricordare, adesso ti interrompo Rosa, che questa casa qua ha avuto la prova di tenuta, perché nella certificazione Casa Clima prevede la prova di tenuta della casa, quindi non ci devono essere spifferi. Quindi Paolo Franconi ha fatto questa verifica qua, perché alla fine delle certificazioni va fatto questo. Ma è giusto questo, è giusto, perché se la casa ha 1000 spifferi comunque non è un comfort, ma crea dei problemi, crea delle zone umide, crea delle muffe, quindi la prova di tenuta, anche se non è obbligo nazionale di certificazione, però Casa Clima lo prevede. Dunque ringraziamo Fabrizio Boitano per questa prima parte del reportage di Finale Ligure in questo bed and breakfast che ha ricevuto la certificazione Welcome, e diamo il benvenuto in studio ad Anna Maria Azzeri, che è la responsabile della certificazione Welcome per l'agenzia Casa Clima. Ben trovata in studio, buonasera Anna. Grazie Andrea e buonasera a te, ovviamente a tutti quelli che ci stanno seguendo, grazie per l'invito. Allora, abbiamo visto questo caso. Intanto mi viene subito una considerazione da fare insieme a te, che è quella di sentendo le parole dei committenti, di coloro che hanno portato avanti quello che è stato un loro sogno, ma che si è concretizzato attraverso anche procedure che l'agenzia Casa Clima mette a disposizione di tutti, e sentire la soddisfazione di chi ha realizzato questo per i risultati ottenuti. E questo immagino faccia anche piacere da chi si trova a dover certificare, accompagnare e guidare queste persone, in questo caso specifico, ma poi anche in diversi casi già effettuati in tutta Italia. Che sentimenti suscita ascoltare queste parole, Anna? Beh, ovviamente per noi è una soddisfazione renderci conto che i committenti, nonostante magari le paure iniziali che ci possono anche stare quando ti avvicini a qualcosa di diverso rispetto a quello a cui si è abituato, alla fine quando entrano dentro le case o dentro le strutture ricettive o gli uffici che hanno deciso di progettare e di costruire seguendo i nostri protocolli, si rendono conto che effettivamente un diverso approccio alla progettazione e alla costruzione è percepibile, diciamo, si può poi toccare con mano, si può respirare all'interno di queste strutture. Per noi significa che siamo riusciti a raggiungere il risultato che ci siamo prefissi, riuscire a consegnare all'utente finale un prodotto che effettivamente rappresenta un po' il top di gamma del mondo dell'edilizia. Ecco, poi andremo a parlare proprio delle tecnologie nella seconda parte di questo nostro approfondimento, però parliamo della certificazione. Parliamo della Welcome, se non sbaglio, che riguarda principalmente le strutture alberghiere ricettive più piccole, parliamo di bed and breakfast, piccoli alberghi e quant'altro. Tu ti occupi proprio di questo all'interno dell'agenzia Casa Clima. Esatto, il protocollo Casa Clima Welcome fa parte, diciamo, della famiglia dei protocolli di sostenibilità promossi dall'agenzia. Come hai sottolineato tu, è destinato alle strutture ricettive di dimensioni più piccole, quindi residence, bed and breakfast, che in linea di massima offrono diciamo, un numero di servizi leggermente inferiori rispetto a quelli di un albergo di grande dimensione. Io sono un ingegnere, faccio parte del reparto ricerca e sviluppo dell'agenzia e appunto il Welcome è uno dei protocolli di sostenibilità dei quali mi occupo direttamente. Una certificazione che
viene portata avanti attraverso diverse procedure, diverse fasi. Non so se ci puoi raccontare appunto dal momento in cui un soggetto decide di ottenere, di iniziare questo cammino al risultato finale, quali sono le fasi di cui viene costituita appunto questa certificazione. Allora, tutti gli iter di certificazione dei nostri protocolli di sostenibilità, e quindi anche quello che caratterizza il protocollo Casa Clima Welcome, prevedono 3 diversi momenti. La fase di precertificazione, che in sostanza consiste nella verifica da parte dell'agenzia del progetto presentato e della rispondenza di questo a quelli che sono i criteri delle linee guida del protocollo di sostenibilità specifico utilizzato. Alla fine di questo primo step, quindi alla fine della fase di precertificazione, l'agenzia rilascia un sigillo di precertificazione che il committente, il progettista e le imprese coinvolte nell'iter possono iniziare ad utilizzare per mettere in evidenza che in quel sito verrà realizzata una struttura che ha iniziato a seguire un protocollo di certificazione, un iter di certificazione con uno dei nostri protocolli di sostenibilità. La seconda fase dell'iter di certificazione si concretizza nell'ispezione, diciamo, del cantiere. Quindi l'agenzia, attraverso i suoi auditori, effettua almeno 4 audit durante le fasi, diciamo, di cantiere legate principalmente alla realizzazione di tutti quegli interventi che hanno un effetto su quella che è l'efficienza energetica dell'immobile e la sua sostenibilità. Alla fine di questa fase, che ovviamente coincide con quella che è la chiusura del cantiere, dopo che sono stati verificati tutti gli elaborati eventualmente aggiornati, perché insomma spesso e volentieri tra quello che si progetta e quello che poi si realizza in cantiere possono esserci delle differenze, viene rilasciata la targhetta Casa Clima, quella che abbiamo visto anche rappresentata nel video di Fabrizio che ci avete mostrato, e quindi si chiude quello che è la prima fase del percorso di certificazione. Per tutti i protocolli di sostenibilità dedicati a strutture diverse che hanno una destinazione d'uso diversa dal residenziale è prevista poi anche una fase di recertificazione che generalmente avviene dopo 5 anni, durante la quale l'agenzia torna sul campo, per così dire, quindi viene fatto un ulteriore sopralluogo per poter andare in prima battuta a verificare anche con il committente o comunque con l'utilizzatore finale se effettivamente l'edificio rispecchia quelle caratteristiche, quegli standard di performance sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista ambientale che sono state progettate. E qualora questo non capitasse, capire insieme come come correggere o come insomma portare le modifiche necessarie. E in alcuni casi questo step di ricertificazione ci serve anche per andare a verificare quelle che sono le procedure di gestione ambientale della struttura che alla conclusione dei lavori potrebbero non essere, come dire, ancora verificabili. Questo è nel complesso l'iter di certificazione, che cambia leggermente nel caso in cui la struttura in questione sia un edificio esistente, come nel caso del bed and breakfast in Liguria accade il buio. In questo caso, durante il primo step, che è l'iter di certificazione, viene definito un piano di intervento insieme ai progettisti e alla committenza che ci serve per capire qual è il livello di prestazione che quel fabbricato è in grado di raggiungere. Come ha sottolineato anche Fabrizio durante il video, ovviamente realizzare un edificio ex novo dal punto di vista dell'efficienza energetica e della sostenibilità è forse più semplice perché insomma partiamo proprio da zero. Quando si interviene su un edificio esistente sono tanti i punti di domanda che ovviamente si rivelano solo quando poi si inizia a lavorare sulla struttura vera e propria. E quindi questo fa sì che spesso e volentieri un edificio esistente non riesca a realizzare, ma è normale che sia così, le stesse prestazioni che si potrebbero raggiungere con quello stesso progetto se fosse relativo ad un edificio nuovo. E proprio per tener conto di queste differenze viene redatto questo piano di intervento che consente al committente di realizzare tutti gli interventi previsti per raggiungere il livello massimo di performance possibile in un arco temporale massimo di 10 anni.
e questo diciamo che consente anche di spalmare dal punto di vista economico un investimento che potrebbe anche essere importante. Questo non è stato necessario nel caso del bed and breakfast che abbiamo descritto. Tutti gli interventi necessari per raggiungere la prestazione richiesta sono stati realizzati entro la fase di cantiere iniziale, e questo è sicuramente stato un merito anche sia dei committenti che dei progettisti e delle imprese che hanno lavorato nel miglior modo possibile. Ecco, diciamo che comunque quello di Finale è un caso limite, stiamo parlando di una struttura del 400, per cui se ci sono riusciti loro, mi viene da dire, sarà anche più facile per strutture anche meno antiche di quella. Qua vediamo una foto della condizione attuale, di come erano partiti proprio all'atto dell'acquisto della proprietà, per cui diciamo di lavoro ce n'è stato tanto, ma si è arrivati alla fine anche da questo punto di vista. Quali sono gli elementi che vengono valutati per certificare che quello è stato un intervento fatto nel modo corretto, sia la vivibilità, sia l'utilizzo di determinate tecnologie, la sostenibilità ambientale? Ci sono linee guida, poi andremo magari a vederle proprio nello specifico nella seconda parte del nostro appuntamento. Ma allora, le linee guida dei nostri protocolli di sostenibilità fanno riferimento a 3 diverse aree tematiche che possiamo diciamo sintetizzare con le parole natura, vita e trasparenza. A ciascuna di queste aree tematiche fanno riferimento degli indicatori precisi. Nel caso dell'area tematica che diciamo viene individuata dal termine natura, andiamo ad occuparci di quella e a valutare quella che è l'efficienza energetica dell'edificio, l'impatto ambientale dei materiali con i quali questo edificio viene realizzato, e la gestione del ciclo naturale dell'acqua e quindi anche la tutela di questa risorsa primaria. Per quanto riguarda invece l'area vita, sotto questo diciamo, cappello, sotto questo termine, stanno tutti quegli indicatori che vanno a valutare quello che è il benessere delle persone che occuperanno quell'edificio. Nel caso specifico facciamo riferimento ad indicatori che sono in grado di valutare quella che è la corretta disponibilità di luce naturale, il comfort acustico, la qualità dell'aria indoor e la presenza o meno di gas radon. Infine, l'ultima area tematica che caratterizza le nostre linee guida è quella che va sotto il nome di trasparenza e che invece tiene conto di tutte quelle procedure di gestione ambientale della struttura che devono essere seguite per poter fare in modo anche che diciamo, i principi che sono stati poi portati avanti attraverso la verifica degli indicatori relativi alle prime 2 aree trovino un riscontro nell'utilizzo concreto dell'edificio in funzione di quelle che sono le sue finalità, di quella che è la sua destinazione d'uso. Poi cercheremo di tradurre nella seconda parte del nostro appuntamento in termini concreti appunto queste tecnologie, parleremo di VMC, parleremo anche di recupero delle acque piovane, ce ne parlerà Fabrizio e poi proveremo a commentarle anche in studio. Questa certificazione di Finale è abbastanza recente. In Italia quante sono le strutture che hanno ottenuto la certificazione, che stanno continuando comunque questo cammino che abbiamo visto, non si esaurisce proprio con la targhetta che viene posata sulla struttura? Attualmente abbiamo certificato 36 strutture distribuite in tutta Italia, di queste 24 hanno certificato col protocollo Climahotel, che appunto, come dicevamo prima, è il protocollo di sostenibilità dedicato alle strutture ricettive che potremmo in maniera sintetica descrivere come alberghi, insomma. Credo che questa parola faccia ben capire a tutti di cosa stiamo parlando, mentre sono 12 le strutture che hanno certificato col protocollo Casa Clima Welcome. Abbiamo poi in corso 5 pre-certificazioni, quindi stiamo ancora valutando i progetti di 5 diverse strutture che hanno richiesto e che hanno intrapreso il cammino per poter certificare con i nostri protocolli di sostenibilità, e in totale 14 strutture che hanno già terminato la fase di pre-certificazione e che adesso dovranno o hanno già iniziato o stanno per iniziare la fase di cantiere.
Delle domande ci lasciamo con questa che si fa quando si parla di certificazioni è il perché farlo sostanzialmente. Ci sono diverse ragioni, una quella abbiamo visto nelle puntate precedenti, che comunque lavorare in un ambiente confortevole aumenta anche la produttività, stiamo parlando di aziende, stiamo parlando anche di negozi. In questo caso anche proprio puntare su questa certificazione per le strutture ricettive si traduce in qualcosa di positivo che poi dà concreti risultati. C'è anche proprio uno studio di uno dei grandi fornitori di servizi alberghieri che certifica anche le strutture che rispondono a questi requisiti di sustainability. C'è un risultato concreto anche da questo punto di vista, per cui uno che decidesse di iniziare il cammino, le motivazioni stanno proprio qui. Esatto, ma allora lo studio a cui tu facevi riferimento è quello che viene portato avanti ogni anno dal sito booking.com, che immagino sia un sito che conosciamo tutti e che spesso utilizziamo per fare le nostre prenotazioni o per confrontare strutture ricettive che sono situate all'interno dello stesso territorio. All'interno di questo report i cui risultati, diciamo, sono il frutto di numerosissime interviste che vengono fatte a chi ha utilizzato il sito per poter prenotare la propria struttura ricettiva, viene tastato un po' quello che è il rapporto tra il viaggiatore, tra il turista e i concetti della sostenibilità. In questi ultimi anni la necessità da parte del turista, da parte del viaggiatore, di poter riconoscere in maniera chiara e inconfutabile quali strutture ricettive applichino o perlomeno cerchino di favorire quella che è la tutela della sostenibilità ambientale e sociale sta diventando sempre più importante, sta diventando effettivamente un filtro, una caratteristica che il turista finale utilizza poi per decidere se prenotare in un determinato albergo piuttosto che un altro. Al di là di questo, quindi diciamo che questo ci fa capire che per l'albergatore o per chi gestisce quella struttura, poter dire che la propria struttura, il proprio albergo è stato realizzato, è stato ristrutturato, come nel caso del Ca' del Buio, seguendo dei principi di sostenibilità, lo aiuta sicuramente a posizionarsi meglio sul mercato dal punto di vista della propria credibilità e visibilità. Volendo fare un ragionamento, come dire, un po' più alto, un po' più di alto livello, noi tutti siamo responsabili del mondo in cui viviamo, quindi forse riuscire ad applicare quelle che sono le buone norme o i buoni concetti che stanno dietro alla parola sostenibilità anche quando andiamo in vacanza ci potrebbe aiutare ad essere un pochino più responsabili, non soltanto di quella che è la realtà del mondo oggi, ma probabilmente anche di quello che regaleremo nel futuro a chi verrà dopo di noi. Anche dare un piccolo contributo anche in questa direzione. Ringraziamo Anna Zeri per questo primo modo di aver descritto la certificazione Welcome. Questa puntata di Clima e Casa on the Road finisce qui, ma vi diamo appuntamento alla prossima perché continueremo questo nostro viaggio alla scoperta della certificazione Welcome per raccontarvi all'interno, abbiamo visto finora all'esterno, all'interno questo bed and breakfast che ha portato avanti un lavoro di recupero, di riqualificazione molto importante, sostenibile, e cercheremo di capire anche le tecnologie che sono state utilizzate. Grazie ancora ad Anna per il collegamento, ci rivediamo fra 7 giorni con questa seconda parte del nostro viaggio.